Nuovo caso di febbre dengue nel Padovano, anche questa volta si tratta di un turista di rientro da una vacanza in un paese tropicale. Il giovane, ad una settimana dal ritorno dal Brasile, ha cominciato ad accusare febbre, malessere generale e forti dolori articolari, tutti sintomi inconfondibili della dengue che si trasmette con le punture della zanzara tigre infetta. Le sue condizioni sono già in netto miglioramento e ad una settimana dal ricovero potrebbe essere dimesso. Come per il caso di Teolo, dove risiede il primo turista rientrato dalla Thailandia, in via precauzionale il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Eugania, insieme con il comune di Villafranca Padovana, dove risiede il giovane tornato dal Brasile, ha disposto la disinfestazione straordinaria a partire da ieri e per 3 giorni nel raggio di 200 metri dal domicilio del giovane. La prossima settimana l'USL 6 provvederà a verificare l'efficacia del trattamento effettuato analizzando colonie di zanzare. È stato invece confermato nelle scorse ore il primo caso umano di virus West Nile per questa stagione. La conferma arriva dal laboratorio di microbiologia di Padova. Si tratta di un uomo di 66 anni residente in provincia di Verona. In genere, quando il primo caso umano si verifica a fine luglio, non ci si attende una stagione di alta circolazione del virus. L'anno scorso, quando i casi furono più di 100 e si contarono anche decessi, il primo caso si era verificato già ad inizio giugno. In queste ultime settimane si sono verificate le prime positività del virus nelle zanzare. La Regione Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Legnaro e con tutti i dipartimenti di prevenzione dell'USL, sta mantenendo un'attenta sorveglianza sul territorio, attivando le disinfestazioni e le misure di prevenzione.